Buonasera, ben chiatas a Gnovis. Al Varesfat 20 anni ai 15 di novembre prossimo. Gabriele Moletta, il giovane di Sedean, che stegnota la perdut le vite dopo des feridis tan gravis riportati in un incidente stradale fatto poco dopo le 11 di sera a Gradischie di Sedean. Il giovane al volante di un alfamito di Famè al venive di Codroip diretto in tal paese di residenza a Chiase. Lo ha tradito une curve, dula che di spes, magari così non si verifichi in incidents, gras. La vettura è perduta aderenze, forse tanti e peploie, e finite prime quintri dos macchine infermate per dopo sfracassarsi quintri il mur di una chiase. L'impatto all'estate mortale, la vittima aveva di poco scominciato a lavorare dopo aver terminati i studi. È un squintri violente tra un miec pesante e un jeep alle costate le vite e una dopo di Uea, un uomo di 63 anni di Malborghet Valbrune. L'uomo li da ura passare a Cimpello Sequals, qualche poco dopo le Iesciude di Ciopule, per causis che le polizie stradali di Spilimberg sta studiando dove i veicoli si sono squintrati. L'auto articolata le finita capotata in un fossal dopo aver tornata slidigiata nell'aria parte di parecchiar e le jeep, sempre capotate e finite a strade in departo queste de Chiaresade. La vettura si è incendiata e l'ombre è stata inchiastrata, le muarte carbonizzate sulle queste gli sguardis dal fug di Pordenone e San Vid al Tilimente. Un uomo di 48 anni di Ferrare, mantignitore tecnico di una ditte esterne, le muarte queste mattine in Torres 11 Miege, in tu momento di polse dopo aver fatto lavorazioni dentro le aziende modine di Puccini e dula che è arrivata col suo miege di lavoro per fare opere di manutenzione. Noi odino rientrare in azienda, gli operari sono andati l'allarme, hanno chiamato il 112, ma magari così non l'intervento ai sanitari, all'estate di Bant e non le restatatri di fa se no decretai il decesso. In Friuli Vignese Giulia sono un totale di 21.680 voti tampons, sono stati schiattati 130 voti positività al Covid. Non si registra in decesso, van su di 6 a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, in tanti a Calin di 4 arrivando a 50 i pazienti in altri reparti. Designis di manifestanze no Green Pass sono restati anche in Piazza Unità d'Italia a Trieste in un clima in tutcash di tranquillità, revocats, corteus e manifestazioni proiodus per UE e per domani in tanti hanno lasciato la piazza, sono stati dislontanati di van, carre de spese, massaris, cumulati in giornate di proteste e sono scominciati anche le operazioni di pulizie. La piazza e la citata continuano a essere presidiadis despuarces dall'ordine. Alle di più di 100 milioni di euro il valore dall'assestamento di bilancio varato de regione, più di 30 milioni sono dedicati a sanità, a importanza interventi per scuole e per il lavoro. Andiamo l'assessore regionale Barbara Zilli. Il Consiglio regionale ha approvato l'assestamento autunnale, sono più di 100 milioni di euro messi a sistema da nostre regioni. Siamo soddisfatti che svoto perché i metti 30 milioni per sanità, 33 per attività produttive, anche tanti risorse sull'ordine dei 10 milioni di euro per sicurezza da scuole. Queste e tante altre al covente per costruire il Friuli di domani e non i continuing in questo percorso convinti che la nostra regione aveva veramente che marcia in più per essere prima di altri da pandemia. Un centro di massaggio gestito di cittadini cinesi in tal centro di Trieste l'estate ponute sotto sequestri. La titolare, una cinese di 47 anni, è indagata per agevolazione e sfruttamento di prostituzione. Le attività investigative delle squadre mobili di questure a lui aveva accertato che in un primo centro di massaggio avvenivano offerte ai clienti prestazioni sessuali. Ieri in stazza anche acchietati 40.000 euro in contanze. Dopo l'attività si è concentrata su un secondo centro dove che la massaggiatore sarebbe stata costretta a lavorare anche per 12 giorni consecutivi. 7 dice su 7 a fronte di una paia di 200 euro al mese.
Una settimana di incontri a CES Libar, la pluriparte online, sul tema de cyber security e sui problemi sleali ai pericoli dall'uso des nuovis tecnologie in des impresis, con la possibilità per un pubblico largo di dialogare con gli esperti dal settore. A proponile e iele seconda edizione dal Digital Security Festival al vie in sede de Confindustrie di Udine, in cui primi incontri in presince organizzate de associazioni ITC Club Friuli Vignesi e Giulie, presiedute dal consulente ICT Impresis Luigi Gregori. In incontri in presince online alla in Devant fino ai 29 di ottobre. E è state create queste mattine le mostre fotografiche di Giovanni Nogaro in Chistiela Udin, le mostre intitolate Chiarnie 1960-1975 e è una raccolta di fotografie fatte dal stesso Nogaro in plein periodi di emigrazione. Nogaro nos mostra le sue fotografie preferite. Ieri su Patiania i primi anni dal 60 al 65. E sono passato che il paese era un po' di plue. E camminavi e dici, i vuoi odi entri il cimitero, che non era poi lontano. Sono arrivata lì con la macchina fotografica e tutto. E a un certo punto, di solito un cimitero non è nessuno, specie saplof, figurati. E invece vi ho un'ombra in lontananza che si muoveva in mezzo a scrus, no? Sono avvicinate. E dite buondì, salutate bene, ieri era lì dentro, magari forse si vergognava, però non poteva saltare fuori di corsa. Io avevo la macchina, trac trac, gli è scattati tre fotogrammi e dopo è stata emblematica, insomma, perché hanno convento di noi, basta vedere che foto. E scominciate a Udine le installazioni des luminaris aeris per Nedal. Gli operari hanno installato gli slus a forma di floc di neve in te zone di larc dai pecile in maniere progressive. Gli slus vengono mettuti in diverse zone dal centro cittadino, in cui comunque si è chiappato partimp stand che a mangin 63 dis a Nadale. Luminaris saranno mettuti a Palazzo Daron, Palazzo Morpurgo, in Place Domo e davanti de stazioni dai trens. Saranno illuminati anche i ponti di entrata de città, vengono stai Puarte Aquile, Tormanin e Torvillalte. Proiezioni di videomapping a Belran e il Chistiel di Udine, intanto che in Place Venerio è provveduto in le piste sulle glace. Confermata anche il marchiat classic di Nadal di Confartigianato che all'abbellirà Place Santiacum. E alle tutte, parue, appuntamento con Gnovis a Lunis, sempre s novan col vinche, sozzere. Arrivi Odisi.